Cari amiche e cari amici, benvenuti ad Agricoltura 4.0, il settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura sulla difesa delle colture agricole. Vediamo le notizie in evidenza e cominciamo con il radicchio. Le piante non hanno risentito del gelo di questi giorni in quanto resistono fino a meno 3 gradi, ma sulle tipologie di radicchio più sensibile, prossime alla raccolta, Treviso tardivo, Castelfranco, variegato di Lusia, è consigliata la loro protezione con tessuto non tessuto. Ricordiamo che la protezione termica del tessuto non tessuto è di 2,3 gradi. Non sono necessari in questa fase trattamenti fitosanitari. Lattughe in serra. Le classiche malattie fungine della lattuga perdono di virulenza con il freddo. Infatti la bremia richiede temperature tra i 10 e i 15 gradi, attenzione però che il fungo sopravvive fino a 2 gradi centigradi, mentre sclerotinia e botrite 12-25 gradi. In ogni caso i controlli alla coltura devono rimanere costanti per eventuali anomalie, consigli ridurre le irrigazioni e arieggiare nelle ore più calde le serre per favorire la circolazione dell'aria e ridurre l'umidità, impiegando nel caso di tunnel o serre particolarmente lunghe idonei ventilatori. A proposito di serre, periodo ottimale questo per la loro pulizia, estirpare e distruggere quindi i residui colturali presenti, soprattutto nel caso delle colture di melanzana e pomodoro, per evitare eventuali focolai di tuba assoluta che potrebbero diventare molto dannosi per le coltivazioni dell'anno prossimo. E chiudiamo come sempre con l'approfondimento che oggi ci parla di sovescio, cioè l'interramento di apposite colture per mantenere o aumentare la fertilità del terreno. E noi ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Una pratica agronomica da tempo utilizzata nelle colture biologiche, ma applicabile con buoni risultati anche in quelle integrate. È il sovescio, una tecnica adottata anche nel centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura a Rosolina. Consiste nel trinciare una serie di piante e di interrarle. Queste piante possono essere graminacee o leguminose, il cui importanza è quella di arricchire il terreno in sostanza organica e quindi aumentare la fertilità fisica, chimica ma anche microbiologica, oppure si utilizzano le brassicacee, come alle mie spalle che c'è una brassica juncea senapindiana e una rucola Eruca sativa, ha una funzione di piante biocide. Cosa consiste? Che nel momento in cui si vanno a trinciare rilasciano queste sostanze che sono poi dei glucosinolati che vengono trasformati in isotiociannati, che hanno questa azione di ridurre e di contenere eventuali parassiti animali e patogeni. Faccio un esempio: nematodi, lateridi o patogeni, Pythium, sclerotine varie. Quindi un'azione di sostenibilità ambientale molto elevata, invece di andare a distribuire delle molecole chimiche che poi tra l'altro sono sempre meno per un'azione di riduzione da parte dell'Unione Europea. Noi utilizziamo questa pratica naturale, se vogliamo, di queste specie brassicacee per contenere questi e ridurre questi parassiti e quindi migliorare il terreno. In questo periodo invernale il terreno della serra sarebbe vuoto, non sarebbe coltivabile, quindi usiamo una coltura di copertura per uniformare tra l'altro la fertilizzazione usata nell'estate durante le coltivazioni di pomodoro e nello stesso tempo tenere bagnato il terreno, e a marzo lo trincio, preparo il terreno e trapianto la coltura nuova. E tra l'altro l'utilizzo del sovescio come pratica agronomica è sostenibile sia da un punto di vista ambientale ma anche economico, perché al di là di non inquinare l'ambiente, al di là della produzione più sana, però costa anche meno di un impiego chimico. Sicuramente abbiamo il costo della semente, ma al di là di quello poi noi lo facciamo crescere e quello che lui utilizza, assorbe il terreno, poi rientra nel momento in cui lo trincio, quindi io non ho un costo successivo come ad esempio un costo dei fumiganti. È un biofumigante, se vogliamo, perché nel momento in cui lo trincio e io lo bagno posso anche coprire con un telo nel periodo estivo e fare una solarizzazione, quindi aumento gli effetti della solarizzazione più l'effetto del biofumigante stesso che interno. Funziona in tutti i terreni? Sì, funziona in tutti i terreni, quindi parliamo sia delle colture protette in serra che del pieno campo. Si può seminare dalla primavera fino all'autunno, ovviamente facendo attenzione alle specie che utilizziamo, se graminacee, leguminose o brassicacee, quindi bisogna avere un po' di attenzione e magari durante il periodo estivo capire un attimo se c'è troppo asciutto, irrigare qualcosina.